Innanzitutto vorrei rivolgere un saluto a tutti voi, alle gentilissime signore presenti, alle autorità e agli amici tutti. Beh, Piero, 7 mesi fa, in questo stesso luogo, fummo presi un po' dall'entusiasmo per la numerosa partecipazione a quell'assemblea, ma come era semplice prevedere e come affermai anche esplicitamente, quella notevole presenza, circa 120 aderenti per la precisione, era solo la premessa di ulteriori lusinghieri traguardi. Attualmente, infatti, il gruppo annovera più del doppio di allora, sia di aderenti che di amici. Una manifestazione evidente della richiesta di cambiamento nella politica locale, e forse direi anche non solo, e quindi del bisogno di unirsi, di aggregarsi per far sentire la propria voce in favore della buona politica e della attenta amministrazione. Non intendo però ribadire i concetti espressi allora in merito agli scopi ed ai fini specifici che il gruppo si prefigge, perché essi sono chiaramente evidenziati nel documento contenente le regole organizzative e di comportamento. Ma vorrei subito richiamare alla vostra attenzione, cosa peraltro già fatta in modo chiaro ed esaustivo dal Presidente, l'odierna straordinaria, dico straordinaria e lo sottolineo, di numerosi giovani, presenza che concorre, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ad evidenziare che il gruppo non vuole essere e non è come un gruppetto di amici che si trovano magari al bar, spinti dal bisogno di autocelebrazione, non so, di vaniloquio, di rimembranza. Se mi chiedete però come questo sia stato possibile, cioè lo sappiamo tutti, con i tempi che corrono, ed anche tenendo conto di un altro piccolo ma rilevante particolare, e cioè della concomitanza di eventi, tra cui la partita di calcio della nostra squadra contro l'Ascoli, alla quale naturalmente facciamo gli auguri di buon esito. Chiarisco subito che non è la presenza di tutti questi giovani, che non è l'effetto di un fatto, come dire, prodigioso, no? Tutti questi giovani è un fatto prodigioso. No, no. Invece non è questo, ma è semplicemente, lo voglio dire, è il risultato della volontà, della determinazione del gruppo di raggiungere l'obiettivo del rinnovamento e del cambiamento, non solo nei metodi della politica, ma anche, come diceva il Presidente, in coloro che devono attuarla. È certo che senza l'apporto di energie nuove provenienti dalla società civile, un qualunque partito, la stessa politica, sono destinati a chiudersi in se stessi, a burocratizzarsi e lentamente ad affievolirsi e venir meno. Tuttavia, non possiamo nasconderci che, ce lo dobbiamo dire, oggi nei giovani è facile riscontrare un profondo senso di sfiducia, di malcontento, di disillusione, di incertezza e quindi la propensione a un comportamento rinunciatario rispetto all'impegno e alla voglia di contribuire
alla crescita di una società che non li considera e non li aiuta. Pensiamo, per esempio, solo per un attimo, alle ridotte possibilità, prospettive di lavoro. Forse, speriamo bene, 1 su 3. Anche dopo il conseguimento del diploma di laurea. E pertanto queste prospettive che sono proprio quelle della disoccupazione, della precarietà e di tutti i problemi che a loro volta esse generano. Il gruppo per il cambiamento vuole operare al fine di dare un contributo all'inversione di questa tendenza, di aiutare a comprendere l'importanza del rapporto con gli altri e del proprio contributo all'interno della società. È vero, posso dirlo anche così per esperienza personale, diretta, bisogna lottare per l'affermazione dei propri valori ed ideali, concorrendo ad arginare, magari ad eliminare se possibile, le scorrettezze e le furbizie normalmente strumentali al raggiungimento di vantaggi egoistici a danno dell'interesse collettivo. Non lasciandosi scoraggiare di fronte alle prime avversità, mi riferisco ai giovani naturalmente, perché una sconfitta di oggi, ecco, lo dico anche da ex colonnello, adesso parlo con terminologia un po' quasi militare, ma questa è una battuta scherzosa, ma una sconfitta di oggi, dicevo... Colonnello per sempre, se non generale. No, grazie. Non si perdono i gradi. Perché, come dicevo, una sconfitta di oggi potrebbe essere la vittoria del domani. Ecco, proprio qualche ora fa ho visto dai TG che in Calabria, tanto per riportare un elemento che credo sia interessante, ci sono stati cortei e manifestazioni contro l''ndrangheta, contro gli attentati ad alti magistrati, ad altre figure istituzionali, nonché contro la connivenza con la malavita organizzata. Tanti giovani presenti che hanno manifestato il loro disagio, l'ho visto oggi, la loro piena disapprovazione, la loro condanna, chiedendo ad alta voce, apro le virgolette, è ora di ripartire dai giovani, così diceva oggi in Calabria. Quindi io altro non aggiungo per non tediarvi anche, ma vorrei solo concludere questa brevissima riflessione per ricordare a tutti, ma in particolare ovviamente ai giovani oggi, che, come si dice, devono essere i giovani a cambiare la politica e non la politica a cambiare i giovani. In bocca al lupo e grazie.